Ed è con noi Jacopo Moschini, presidente dei giovani di Confindustria di Regione Lombardia, ma anche project manager, no, project leader di Rapallo, che sarà comunque l'ultima tappa di questa, di questa manifestazione di Talentis. Ti rivolgo la domanda che un po' abbiamo rivolto a tutti, ma ecco, da te vogliamo sapere quanto è importante la collaborazione delle grandi aziende per la crescita di una start-up. Ma come dicevo anche prima, avere l'opportunità per le start-up di collaborare o aprire dei progetti di open innovation con le grandi aziende e anche un po' con la pubblica amministrazione, così come anche l'assessore oggi ci ha ricordato, cioè questa importanza di fare sistema tra di noi, quello che può permettere veramente alle start-up di fare un percorso di crescita, e alle grandi aziende, ma questa cosa noi la riportiamo anche all'interno del mondo delle PMI, cioè avere il dialogo con le start-up porta a far crescere la progettualità dell'open innovation, e questo chiaramente porta anche le start-up ovviamente a crescere, avere l'opportunità di essere finanziate nel corso della loro crescita da parte di queste aziende o da parte appunto del tessuto delle PMI o dal punto di vista anche degli investitori che comunque collaborano anche con l'ecosistema di Talentis. Quindi, volendo scendere nei dettagli, quali sono le pratiche migliori per aiutare una start-up? Ma allora, io tra l'altro sono imprenditore di prima generazione, quindi queste cose le dico anche avendole fatte e che sto tuttora facendo, visto che insomma sono 12 anni che sono un po' uno start-up seriale da questo punto di vista. Secondo me la pratica migliore per aiutare una start-up è chiaramente la parte finanziaria, può aiutare tantissimo nella fase iniziale. Però non basta, cioè le start-up hanno bisogno di forti competenze, di avere una buona execution e poi soprattutto avere anche l'opportunità di interfacciarsi col mercato, perché poi si può raccogliere un sacco di soldi, ma se non si ha un team che è in grado di mettere a terra quello che la startup offre in maniera precisa, con un'execution puntuale che poi punti anche alla scalabilità della startup stessa, e dall'altra parte l'opportunità di avere un mercato di riferimento, quindi nella massima ipotesi migliore potrebbe essere avere sia la parte dell'investimento finanziario sia l'opportunità di avere una faccia verso il mercato. Mi viene in mente che poco fa nella nostra intervista Marco Paton ha detto dei corridoi preferenziali. Sì, chiamiamoli corridoi preferenziali, o comunque sia, cioè una volta validato il modello della startup, dargli l'opportunità di mettersi in gioco. Ecco, questo è secondo me il primo step principale per poter mettere a terra realmente il potenziale della startup. Una volta che si misura col mercato si capisce se il prodotto o servizio è valido, dove poterlo migliorare. Ecco, se prima si ha l'opportunità di arrivare al mercato, prima l'azienda è in grado anche di capire come fare lo scale up. Grazie Jacopo. Grazie a voi.